Grazie per la presentazione, sono grato per poter essere qui con voi a condividere qualche pensiero. Sono patrologo, come è stato detto, ma oggi mi avventuro non tanto nei testi dei secoli passati, ma mi avventuro piuttosto in una ricerca, una innovazione teologica come un discepolo minimo e incompetente dei grandi padri come Ireneo o Origene, ma sempre nella loro scia. Mentre il secolo scorso volgeva al termine, abbiamo assistito da lontano come una sorta di gara alla lotta degli scienziati per decifrare fino in fondo il mistero del record genetico, chiamato con un neologismo greco genoma. Questa impennata, iniziata già nel Novecento, innescata dagli esperimenti e dalle riflessioni dell'agostiniano boemo di origine tedesca Gregor Mendel, morto nel 1884. Un secolo dopo sono state scoperte poi anche le leggi della genetica che sono alla base della trasmissione della vita e del mantenimento dell'identità all'interno della specie. Ma tutto è iniziato con semi di piselli di diverse varietà seminati e poi incrociati ed è proseguito con i risultati registrati coscienziosamente che hanno rivelato le prime leggi dei geni dominanti e recessivi. La decifrazione della doppia elica del DNA nel 1953 da parte di James Watson, che sembra ancora vivo, e Francis Crick, morto quasi 20 anni fa, è stato un passo potente, nonché l'evoluzione da lì al record del genoma umano pubblicato nel 2003 con solo poche lacune, l'ultima delle quali, come sta scritto, è stata completata lo scorso gennaio. Il genoma, quindi, è un record fisico scientificamente validato che determina geneticamente i tratti di un individuo dal colore degli occhi al sesso e alla predisposizione a certe malattie, attraverso una combinazione unica di 4 aminoacidi che fungono da lettere dell'alfabeto genetico. Questo record è registrato in ogni cellula dell'organismo e viene duplicato ad ogni divisione cellulare. È come se ogni mattone del palazzo portasse con sé il progetto dell'intero complesso. Che spreco! Oh, che generosità! Quando ci troviamo di fronte a questa scoperta della scienza moderna, dobbiamo necessariamente essere sopraffatti dall'ammirazione per questo magnifico sistema che sostiene tutto ciò che è vivo, dalla cellula del lievito all'uomo. Ognuno di noi ha ricevuto questo record unico al momento del concepimento e lo porta con sé per tutti i giorni della sua vita. Ma qui può sorgere una domanda fatale. È possibile che questa unicità sia destinata ad essere rapidamente distrutta nel forno del crematorio o a decadere un po' più lentamente tra i microrganismi del suolo? Questa preziosa registrazione perirà così facilmente oppure ha una prospettiva migliore? Tutta la poesia e tutte le scritture sono intrise di descrizioni corporee di realtà non corporee, altrimenti non potremmo esprimere la gioia e l'amore, la fede e la speranza. Improvvisamente il cuore non è più solo una pompa muscolare fisica nel flusso sanguigno, ma diventa il centro dell'uomo. In realtà anche la scoperta della doppia circolazione sanguigna è molto tardiva rispetto alla concezione del cuore come centro dell'uomo. Improvvisamente l'occhio non è più solo una telecamera con un obiettivo che trasmette al cervello un'immagine capovolta del mondo, ma diventa un senso dell'invisibile. Anche in questo caso la visione immateriale dell'occhio è molto più antica della comprensione delle sue caratteristiche e funzioni ottiche e fisiologiche. Non solo la psicologia, ma anche la teologia spirituale, fin dall'antichità, ha utilizzato elementi corporei nel suo discorso per descrivere analogicamente le realtà spirituali.
Così esiste l'occhio dell'anima, la ferita dell'anima, il dolore o la malattia dello spirito, il cibo spirituale, il tatto, quando uno si sente toccato da Dio. E ora la domanda sorge spontanea, proponendo come ipotesi: non è forse così anche per il genoma? Non esiste allora, per analogia, una sorta di genoma spirituale, perciò che nell'uomo non può essere pesato e misurato, ciò che sfugge ai sensi corporei. Chiamiamolo pneumatoma. Lo intendiamo come un registro unico di tutte le qualità umane immateriali che, analogamente al genoma, fornisce l'identità e continuità a livello spirituale dell'individuo. L'antropologia cristiana, fin da Ireneo di Lione, ha inteso l'uomo come carro animata. Le due componenti, la carne e l'anima, sono indispensabili, non c'è l'una senza l'altra, l'una influenza l'altra, sono profondamente intrecciate e in qualche modo analoghe. Proviamo a pensare la storia della salvezza con l'assunzione dello pneumatoma, questo genoma dell'anima, e sullo sfondo della conoscenza delle leggi genetiche del genoma corporeo. Il genoma proprio e totalmente unico di una persona viene creato dalla fusione di due gameti in uno zigote al momento del concepimento. L'ipotetico pneumatoma viene creato all'origine dell'anima, che era oggetto di controversia ancora nel tempo di Sant'Agostino. Lo stesso Sant'Agostino menziona che conosceva 4 diverse ipotesi sull'origine dell'anima umana. Infine è stata accettata la convinzione che Dio crei ogni anima individualmente e la infonda al momento del concepimento corporeo. Data la stretta relazione tra le due componenti umane e data la grande capacità della parte spirituale, possiamo procedere con l'ipotesi che anche l'intero genoma sia registrato, trascritto, in una sequenza di pneumatoma immateriale. Ciò che il padre e la madre hanno dato alla nuova creatura è accettato e confermato anche da Dio quando crea questo pneumatoma. Come il genoma della prima cellula registra l'ulteriore sviluppo dell'intero corpo e le sue leggi, così lo pneumatoma registra lo sviluppo dell'anima e le sue leggi. Come nella prima cellula sono già scritte nel linguaggio dei geni centinaia di caratteristiche corporee che, nelle circostanze favorevoli del grembo materno e della società umana, del cibo, dell'umidità, della temperatura, potranno svilupparsi in un organismo adulto, così anche nel registro immateriale del nostro pneumatoma è indicato il profilo spirituale di quella persona che, in circostanze spirituali favorevoli, potrà svilupparsi in un individuo redento nella gloria di Dio. Come il genoma è la sede della nostra somiglianza con i nostri antenati, così lo pneumatoma è la sede della nostra somiglianza con il nostro creatore. E poiché questo creatore è infinito, ognuno di noi ha nella sua finitudine la propria e inimitabile immagine dell'infinito, verso la quale è diretto e che deve completare in se stesso con epectasi senza fine, protendendosi e avvicinandosi, come lo spiega San Gregorio di Nazianzo. La storia, tuttavia, come crediamo e accettiamo dalla rivelazione, non si è svolta in modo così regolare, poiché subito dopo la creazione dell'uomo, comunque si concepisca il momento di modo creazionista o evoluzionista, c'è già stata una deviazione del piano e dall'ordine di Dio. Il peccato ha sconvolto l'equilibrio e ha portato innanzitutto discordia nell'uomo stesso, tanto che si è rotto il rapporto tra l'anima e il corpo, come parla l'Apostolo Paolo, dice anche Gesù nel Giardino di Olivi, che vede in sé 2 leggi,
il peccato come realtà spirituale si rifletteva anche sul piano fisico. Tra le conseguenze percepibili possiamo aggiungere anche la possibilità di errori di replicazione del genoma che si manifestano come una condizione cancerosa nelle cellule, minacciando l'esistenza dell'intero organismo. Questa deviazione suggerisce che esiste qualcosa di analogo a livello del pneumatoma. Se lo intendiamo come la sede della divinità nell'uomo, invece di progredire, comincia a ridursi e a oscurarsi. L'uomo, creato come molto buono, comincia a perdere questa bontà che si riflette nella proliferazione del peccato. La conoscenza del bene e del male di cui l'uomo si appropria non lo arricchisce, ma lo porta a scegliere il male. Ciò che appare come morte fisica appare nel regno spirituale come morte spirituale. E questa è la perdizione. Invece della comunione con Dio, l'uomo si separa da Dio. Dio che è la fonte di tutto ciò che esiste. Così si allontana dalla fonte della vita e cade nella regione della morte. È necessario un cambiamento nella direzione opposta ed è questo che porta alla salvezza. L'intervento di Dio salvifico, attraverso l'incarnazione della seconda persona divina, porta la possibilità di salvezza e di guarigione, redemptio, salus, e quindi di ristabilire l'armonia tra i due elementi. La salvezza consiste quindi nel riparare il danno al pneumatoma che ha impedito lo sviluppo, ciò che deve quindi essere reso nuovamente possibile attraverso il processo di guarigione. È qui che entra in gioco il principio medicale della trasfusione e del trapianto dell'elemento sano. L'incarnazione mette al mondo uno pneumatoma integro, e questo già nella madre del Verbo incarnato. Ciò che nella fede chiamiamo Immacolata Concezione potrebbe essere espresso nel nostro contesto come uno pneumatoma incorrotto e libero dagli effetti trasmessi per via ereditaria del peccato originale. Ciò che infetta misteriosamente l'anima donata dalle mani di Dio alla cellula umana è stato in questo caso trattenuto. Questo perché quel corpo porterà il Salvatore, il Verbo incarnato, che è anche vero uomo e con tutto ciò che è umano, tranne il peccato. Seguendo la logica che si evince dalle letture di Paolo e dalla teologia di Sant'Ireneo di Lione, che dice che Adamo è stato modellato sul prototipo del Verbo incarnato, possiamo concludere che anche il loro genoma è identico, forse addirittura lo pneumatoma. Quando Gesù Cristo, nell'ultima cena, pronunciò sul pane e sul vino le parole «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue», questi due elementi che, come ha scoperto la scolastica, non hanno subito un cambiamento nelle loro accidenze, ma solo nella loro sostanza, non hanno ricevuto il genoma fisico di Gesù, ma solo il suo pneumatoma. Questo è ciò che i discepoli hanno consumato e questo è ciò di cui tutti noi gustiamo quando lo facciamo in memoria di Lui a Santa Messa. Molti padri della Chiesa hanno definito l'Eucaristia come una medicina o farmacon, la medicina dell'immortalità. Chi mangia questo pane vivrà per sempre. Il nostro pneumatoma difettoso riceve la capacità di rivolgersi nuovamente a Dio e di agire in obbedienza al Creatore, partecipando al pneumatoma di Gesù nell'Eucaristia. Questa potrebbe essere la famosa l'assuefazione alla comunione con Dio, di cui scrive spesso Sant'Ireneo di Lione. A un certo punto, però, avviene una svolta decisiva. Quando vi sarebbe dovuta una distruzione e dissoluzione, l'intervento redentore di Dio rende possibile una nuova nascita. Gli esseri con solo genoma trasmettono le loro informazioni alla generazione successiva, compiendo così la loro missione. Ma l'essere umano, dotato anche di uno pneumatoma, nonostante la morte, perdura.
Già Ireneo, per la componente materiale dell'uomo, osserva la sua corruttibilità, ma per la componente spirituale crede nella sua immortalità. Questa però non è riservata solo alla parte spirituale, ma anche a quella corporea, a causa della loro stretta connessione. Anche la carne, la caro, parteciperà all'incorruttibilità. Qui possiamo aiutarci con l'ipotesi dello pneumatoma. Se in esso c'è una sequenza che contiene anche un record genomico, questa potrà servire al Salvatore per ricreare un corpo glorificato che sia in qualche modo identico al corpo che era associato a quell'anima nella vita terrena. Tutti i difetti che hanno portato alla malattia, alle deformità fisiche e spirituali cadranno. Il genoma preservato ha fornito identità e riconoscibilità, mentre lo pneumatoma rigenerato è guarito nel processo di redenzione, di cristificazione e consente una crescita e uno sviluppo continui in un avvicinamento eterno, felice e senza fine a Dio. Il conflitto e la discordia causati dal peccato tra l'anima e il corpo, tra il genoma e lo pneumatoma, sono eliminati e l'armonia e la sinfonia di cui si parla nella parabola del ritorno del figlio prodigo al padre sono ripristinate. Certo, è perfettamente legittimo mettere in dubbio la plausibilità di questa ipotesi. Ci porta a qualcosa o è solo un altro inutile discorso sul numero di angeli su una lama di coltello per vergognarci di fronte alla visione del mondo razionale e scientifica che prevale oggi? A me sembra, altrimenti non l'avrei tratta in ballo, che questa ipotesi teologica sia tutt'altro che insensata. Seguendo la logica delle ipotesi esegetiche e filosofiche di Origene, essa viene messa alla prova per vedere se è coerente con la rivelazione biblica e con la dottrina della tradizione della Chiesa. Se supera questa prova, resiste. In caso contrario, passa nell'oblio. Inoltre, questa ipotesi è anche uno dei punti di contatto tra fede e ragione, che non sono affatto antagoniste, anche se certe ideologie cercano di costringere al conflitto. Come la scienza ha confermato e reso giuste alcune antiche intuizioni dell'uomo, così le scoperte scientifiche possono confermare ciò che la nostra fede ha ricevuto dalla rivelazione. Finisco. Tutto questo può portarci allo stupore per la magnificenza e l'enormità del piano di Dio, in cui ogni cappello della nostra testa e ogni suo pensiero sono presi in considerazione. Può anche aiutare la nostra fede, a volte debole e vacillante, negli ultimi 2 articoli del credo apostolico che il neoplatonismo ha in qualche modo oscurato per noi. La risurrezione della carne e la vita eterna, da un lato, non consente immagini troppo precise, ma d'altro richiede almeno una prima approssimazione di queste realtà. Così come con la transustanziazione non siamo entrati nell'enigma di Dio, quella macchina di decifrazione, e non abbiamo decifrato qualcosa che Dio voleva nasconderci, ma abbiamo risposto a una domanda reale su ciò che accade nell'Eucaristia, allo stesso modo, in un'epoca che conosce il genoma, ma la cui fede nella vita eterna sta venendo meno, questa ipotesi dello pneumatoma può aiutarci da consolidare e dare l'appoggio a questa fede. Sarò contento se sarete grati per il prossimo battito del vostro muscolo cardiaco e per il prossimo impulso d'amore di un altro vostro cuore. Contento se vi stupirete alla prossima divisione di una cellula del vostro corpo, quando tutto il vostro genoma sarà trascritto, e ancora più se nell'Eucaristia che celebrerete domani riceverete nel vostro pneumatoma quello di Gesù, così da far crescere la vostra somiglianza con Dio. E se questa ipotesi sullo pneumatoma ha qualcosa da dirvi, sarò felice se potrà aiutare anche qualcun altro a raggiungere una fede più salda. Grazie per la pazienza.